Buonasera, buona domenica ai telespettatori di Telecolor, nuova settimana, nuova settimana che è da raccontare, la fine, insomma il riassunto di questa settimana da raccontare. Avete visto che è successo in questa settimana? Siamo finiti un po' ovunque dopo le parole di Cuffaro che ha pronunciato la nostra trasmissione in merito all'arresto di Matteo Messina Denaro, le vacanze Valturi, insomma ogni tanto ci facciamo sentire, no? Anche qui da questi microfoni. Allora, oggi però temi, come dire, che in qualche modo solleticano l'interesse di molti nostri telespettatori, perché parleremo di caro carburanti, insomma questo carburante che aumenta sempre e insomma diventa quasi insostenibile, una spesa quasi insostenibile per molti nostri concittadini e soprattutto coloro che hanno necessità di lavorare diciamo con i mezzi di trasporto. Poi parleremo delle province, adesso tutti rivogliono le province, sembrava un ente inutile, sembrava questo ente intermedio da dover per forza eliminare, invece si è accorti in questo tempo che probabilmente le province servivano a qualcosa. E poi ovviamente all'interno della nostra trasmissione, lo stiamo facendo da un po' di tempo, ci occupiamo anche di amministrative. Catania è la città più importante che andrà al voto in primavera, adesso vedremo quando lo deciderà l'assessore alle autonomie locali, tra la fine di aprile e l'inizio di giugno, però ci sono tante altre città in Sicilia che voteranno e allora di questo ci occuperemo. Intanto vi presento gli ospiti. Con me in studio Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI, ex sindaco di Catania, insomma c'era un curriculum, ex ministro, vabbè, lo conoscete tutti. Qualche minuto. Lo conoscevo modestamente, Bianco, stiamo scherzando. Luciano Cantone, deputato del Movimento 5 Stelle alla Camera, buonasera Cantone. Si parla di province, ex presidente della provincia, oggi deputato ultimo presidente di provincia. Ultimo presidente della provincia di Catania. Presidente di tutti i presidenti delle province, esatto. Poi allora, no? Adesso, Lupi, insomma questo ente, Giuseppe Castiglione, oggi deputato alla Camera con Azione Terzo Polo, insomma per capirci. In collegamento il deputato di Fratelli d'Italia alla Camera, Luca Cannata, anche lui ex sindaco, quindi ex amministratore locale, sindaco amatissimo nella sua Avola. Buonasera Cannata. Buonasera a voi. E poi ritorna con noi SVG, Rado Fonda. Buonasera Fonda. Buonasera. Con grande piacere. Fonda adesso ci aiuterà con SVG un po' a capire, a sviluppare questi temi. Però prima di cominciare la nostra discussione io devo salutare prima di tutto l'opinionista ormai esce, piacere, sono l'opinionista del Punto. Ciao Alessandro Porto. Ciao, buonasera a tutti, grazie a voi. E con grande piacere ci aiuterà anche ad alleggerire un po' la discussione Gino Astorina, che ormai è tutto proiettato in amministrativa a Catania, no Gino? Io sono cittadino elettore, sono qui ad osservare, a capire così come mi dovrò comportare. Cosa c'hai là? Un foglio, una penna? Un foglio perché voglio prendere appunti. Ah, ecco, come quelli seri. Sì, come quelli seri, sai, perché fa tanto opinionista anche per me, perché mi vuole togliere il mestiere. Quante opinioni. Allora, copertina e poi iniziamo subito con il caro carburante. La copertina di oggi è firmata da Matteo Calvagna. Con questa benzina cara non si può lavorare più. Praticamente non si può lavorare più. Ecco 50. Soltanto 15. Come solo 15? Gli altri deve dare al mio socio. Al socio? E chi è? Tanta paura. Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato. Interveniamo con questo provvedimento per aiutare cittadini e imprese e a sostenere i rincari dell'energia. Lo Stato non ci può guadagnare in questo disastro, per cui mi devi tagliare tutti gli oneri della parte eccedente, cioè della parte dell'aumento. Gli italiani che l'hanno votato hanno letto al punto 17 del suo programma chiaramente misure per la riduzione dell'IVA e delle accise del carburante. Situazione drammatica. Prima, per dire, con 20 euro ci hanno messo 14 litri e qualcosa, ora neppure 10 litri. E per lavorare abbiamo bisogno della benzina per spostarci. Perché quando il barile diminuisce la benzina aumenta.
c'è troppo manciuglia, se si può dire. Si può dire cieco magna magna, si può dire? E allora lo diciamo, cieco magna magna. E questa era la copertina di oggi sul caro carburante. Avete visto i cittadini, insomma, anche le promesse fatte in campagna elettorale, pro, contro, insomma, chi specula, abbiamo titolato, di chi è la colpa degli aumenti, che cosa sta succedendo con il carburante. Intanto giro d'opinione, poi do la parola a Rado Fonda per l'opinione degli italiani, che è importante. Tezzo Bianco. Ma è un problema vero, reale, non è un'esagerazione quello che abbiamo sentito ed è sulla pelle di tutti. Naturalmente il costo dei carburanti incide pesantemente su tutte le attività produttive del Paese e sulla anche capacità dei singoli cittadini di avere una vita tra virgolette normale. Ora, è chiaro che c'erano tutte le condizioni perché ci fosse un aumento del carburante, le vicende relative a Covid, le vicende relative alla guerra in Ucraina, la tensione con il mondo produttivo, però la mia sensazione è che sia stato molto più forte l'atteggiamento speculativo di qualcuno che ha voluto guadagnarci in un modo spudorato, come spesso capita nei momenti di crisi, e naturalmente facendo man bassa. Qualcuno chi? Gestori o distributori? Sicuramente una parte della responsabilità è a tutti i livelli. Il fatto che abbiano voluto addossare la responsabilità solo sui gestori delle pompe di benzina, il benzinaio, per i intenderci, benzinai, secondo me è sbagliata. La grande speculazione, prima di tutto, è quella delle grandi compagnie che hanno naturalmente utilizzato gli sbalzi enormi di valutazione di mercato e l'altro per comprare una certa cifra e per incrementare notevolmente. E non c'è stato un atteggiamento fermo e duro né a livello italiano, ma consentitemi di dire neanche a livello internazionale, neanche a livello europeo, perché l'Europa non è stata compatta in questa vicenda, anzi si sono fatte la tensione, e ovviamente gli speculatori in una condizione come questa, in una giungla come questa, hanno tratto i loro benefici. Cantone. Allora, io comincio a dire che quando non si sa a chi dare la colpa in questo paese, ora sono gli speculatori. Io non credo che sia un problema esclusivo di speculazione, perché erano state poste in essere delle misure anche a scontare le accise, quelle accise che loro adesso il partito di maggioranza relativa del Parlamento che è al governo avrebbe dovuto tagliare secondo il loro stesso programma, ma in realtà hanno cercato di spostare l'attenzione sui distributori che guadagnano al lordo circa 11 centesimi al litro su quello che è il prezzo totale, e invece si è attuata una scelta politica precisa, quella di non proseguire con lo sconto di 30 centesimi, di 20 e 10 centesimi sulle accise, che sarebbe costato per i prossimi 3 mesi il governo è stato chiaro 3 in questa miliardi. cosa. Noi scegliamo di non tagliare le accise per destinare questa parte. Ho capito, hanno destinato loro 900 milioni di euro però per salvare le grandi società di calcio di Serie A. È una scelta legittima e politica, però bisogna dire le cose come stanno. È una scelta politica che toglie risorse a tutti i cittadini, però consente alle grandi società di calcio di Serie A, quindi non a tutte le società di calcio, ma solo per spalmare i debiti delle grandi società di calcio di Serie A. È una scelta politica. Allora, per Castiglione poi subito risponde Cannati, insomma, che fa la parte del governo. Penso che avevamo già avvertito il grave disagio che sarebbe caduto sulle famiglie italiane e soprattutto sulle imprese. È un tema di geopolitica, non appena la guerra è entrata nel pieno, nel vivo, noi abbiamo fatto un provvedimento, abbiamo fatto addirittura una conferenza stampa per dire guardiamo oltre, la situazione che incomberà sulle nostre imprese sarà molto pesante e quindi abbiamo fatto un piano. Noi allora nessuno credeva a quell'appuntamento che Calenda volle fare con il Presidente del Consiglio, nessuno credeva al piano. Noi abbiamo fatto un piano da 40 miliardi, abbiamo detto l'Europa tarda a mettere in campo un price cap, quindi non c'è dubbio che noi dobbiamo fare qualcosa come Paese. Quindi purtroppo tutte le evidenze che in campagna elettorale, quando in campagna elettorale si promette troppo, ma oggi noi vogliamo superare. Avete visto il video della Meloni? Adesso lo chiediamo anche a Cannata. Noi vogliamo superare il tono della campagna elettorale, non fa bene al Paese ancora continuare ad essere in campagna elettorale, però non c'è dubbio che in campagna elettorale l'atteggiamento di Calenda è stato quello di dire noi possiamo promettere solo le cose che possiamo realizzare. Oggi noi abbiamo, è di tutta evidenza che quelle cose dette in campagna
campagna elettorale, il video è purtroppo eloquente, le cose che sono state dette oggi non si possono realizzare. Quando si è all'opposizione si dice una cosa, quando si è al governo si dice qualcos'altro. La verità è che noi i passi che si stanno muovendo in questi giorni, l'atteggiamento nel Mediterraneo, la visita in Libia, la visita in Algeria, la visita in Egitto, tutto quello che oggi si sta realizzando, cioè ritornare ad una posizione geopolitica, tornare nel Mediterraneo, tornare ad avere una centralità. E oggi io dico una cosa: nel momento in cui il Presidente del Consiglio dice che la Sicilia vorrà essere hub del Mediterraneo, hub energetico, io non c'è dubbio che la Sicilia, il governo regionale deve dire qualcos'altro, perché noi non possiamo essere una terra che viene attraversata dal gas che viene dall'Algeria e quindi va da Mazara del Vallo. Quindi non c'è dubbio che dovremmo costruire una politica per diventare effettivamente un hub energetico importante, puntare sulle energie alternative, su quello che oggi è il futuro energetico e soprattutto eliminare o ridurre al minimo la dipendenza dal gas russo. Cannata, insomma, qua siete stati tirati in ballo. Partiamo da quel video della Meloni un attimo, e poi risponde anche alle dichiarazioni degli altri ospiti. In quel video la Meloni, insomma, era chiarissimo, no? Cioè una parte minima finisce, dice serve per comprare il carburante, e l'altro sono tutti i soldi che vanno allo Stato, le famose accise. Poi che è successo? Posso? Prego. Ma innanzitutto spieghiamo che quel video è risalente al 2019. Ma il problema è sempre quello. No, dico, però facciamo chiarezza, no? Quindi non è un video della campagna elettorale del 25 settembre 2022, ma è riferito alla campagna elettorale del 2019, le europee. Quindi nel frattempo sono passati 3 anni in cui il mondo è cambiato, in cui c'è la guerra in Ucraina, in cui è stata tutta una serie di problematiche che hanno portato ad avere un caro carburanti dovute a quello che abbiamo visto, quindi una situazione surreale che comunque stiamo vivendo. E tra l'altro nel nostro programma elettorale ancora una volta si spiega che si parla di sterilizzazione delle accise e che si sta cercando di lavorare affinché il prezzo dei carburanti non aumenti. Facciamo chiarezza, cioè le accise non è che sono state aumentate. Il taglio sulle accise che il governo Draghi aveva messo in essere nel 2022 e che quindi in questo caso questo taglio scompariva, quindi si terminava nel 31 dicembre 2022, è terminato perché, come già diceva anche il governo Draghi, nel momento in cui il prezzo del carburante sarebbe ritornato ai prezzi medi precedenti, quindi degli anni precedenti, a quel punto non c'era bisogno di mettere 1 miliardo di euro al mese per investire in questo caso in quella che è una scelta, quindi politica sicuramente, che andava verso tra l'altro tutti, quindi fasce sociali, meno ambiente e ambienti, che invece noi abbiamo fatto una scelta ben precisa, vedendo che il prezzo del carburante è ritornato ai prezzi quindi medi, quindi si può vedere anche delle statistiche, immagino che voi avete dei numeri, ma io non ce l'abbiamo, che intorno agli 1,70, 1,80 l'abbiamo visto, quindi ora mediamente è 1,90, Cannata, insomma. Abbiamo quindi a quel punto i prezzi sono ritornati rispetto ai livelli precedenti e si è preferito dare queste somme, quindi 1 miliardo di euro ogni mese, investirle invece per quelle che sono le classi sociali, quindi a 12.000 euro, a 15.000 euro il reddito dei 6 per le fasce deboli. In finanziaria abbiamo messo quindi contro il caro energia più fondi per queste fasce sociali, abbiamo investito per le pensioni minime, abbiamo investito per fare in modo che le imprese possano avere più risorse, soprattutto in una fase in cui abbiamo visto che le bollette sono andate alle stelle, quindi abbiamo fatto una scelta politica ben precisa. Mistificare, come ancora una volta si mescolano società di calcio o altro, come ma non è un mistificare, sono scelte che avete fatto voi, non c'è nessuna mistificazione. Capiamo bene che siete abituati a mistificare. Vabbè, con i numeri non si mistifica, i numeri parlano chiaro. Avete scelto di dare 900 milioni di euro per le società di calcio. Io ho ascoltato voi, è chiarissimo. Da lontano mi farebbe piacere anche poter parlare perché la gente non capisce da casa. E quindi mi farebbe anche piacere quindi poter argomentare, come lo avete fatto voi, anche il religioso silenzio in questi casi. Quindi, se no altrimenti non capisce la gente. Quindi il ragionamento è serio. Oggi c'è, come ha iniziato bene tra l'altro devo dire, la discussione, Bianco, dicendo che c'è invece una parte di gente che sta speculando su quella che in questo momento è una scelta politica chiara, ma c'è gente che sta speculando
su un'operazione che presta invece il fianco al Movimento di 5 Stelle, dicendo che noi con un'operazione trasparenza che stiamo mettendo in campo, il decreto trasparenza che il governo Meloni ha messo in campo, desidera avere in questo momento contezza da parte di tutti i distributori che si abbia il prezzo medio giornaliero alla pompa. Perché non vogliono i distributori? Perché non lo vogliono mettere? Bravo, perché non lo vogliono quando è un qualcosa che serve a dare trasparenza e garanzia al consumatore? Questo dobbiamo cercare di capire. Tra l'altro proprio oggi il presidente Rustichelli dell'autorità garante per la concorrenza e il mercato ha detto che benissimo, anzi bisogna avviare un monitoraggio su quello che è in questo momento, quindi l'aumento dei prezzi del carburante, per comprendere cosa sta avvenendo, sia quindi nella allora filiera, Cannata, un attimo, fermo un attimo, Cannata, un attimo. Perché io insomma poi la discussione è questa, no? Allora adesso serve Radofonda, perché secondo lei gli italiani lo stanno capendo il vostro ragionamento? Io lo chiedo a Radofonda, perché insomma loro fanno le analisi e intervistano tutti gli italiani, tra l'altro divisi per area geografica. Radofonda. Allora, il problema sussiste, cioè è reale, perché vediamo che la maggior parte comunque degli italiani, degli automobilisti comunque hanno un problema con il caro carburante. Certo, questo dipende un po' da quanto ciascuno utilizza l'auto, la moto e così, però in gran parte il problema ce l'hanno. In particolare sappiamo che un 27%, quindi più un quarto, ha molte difficoltà con l'aumento dei prezzi del carburante e questi sono in gran parte, in buona parte, sono persone che già comunque versano in una condizione economica difficile. Allora, faccio vedere il primo grafico, no Fonda? Faccio vedere la prima schermata, no? Sì. Allora, grafico numero 1. L'aumento dei prezzi del carburante impatta pesantemente per un italiano su 4, ma crea disagi a gran parte della popolazione. E questo è il primo cartello. Prego. Esatto, e quindi vediamo che il 27% dice che ha molte difficoltà, il 49% qualche difficoltà e soltanto il 24% non ha avuto particolari ripercussioni. Adesso, come ho detto prima, naturalmente quando c'è un aumento dei prezzi che è generalizzato, quelli che hanno più difficoltà naturalmente sono quelli con i redditi più bassi e che quindi a cui si aggiunge, diciamo, questo problema ulteriore. Poi in particolare abbiamo una percentuale più alta di persone che sono in difficoltà tra chi è residente nel sud delle isole, quindi nel meridione si sale addirittura al 41% di persone che hanno molte difficoltà. Poi il 37% per i lavoratori autonomi, che anche qui i lavoratori autonomi sono quelli che utilizzano di più magari per gli spostamenti la macchina e così, e quindi anche questo li porta ad avere più problemi. E poi vabbè, residenti di centri medio-grandi. Perché si devono spostare. Altra grafica numero 2. Esatto, la seconda grafica ci mostra come hanno reagito un po' questi cittadini. Il 48% ha ridotto gli spostamenti, che non è poco, cioè praticamente un italiano su 2 in qualche modo, chi più chi meno, ha limitato gli spostamenti rispetto a prima per non spendere troppo di benzina. Un altro 18% invece ha trovato delle modalità alternative, è riuscito a sostituire i trasti in macchina magari andando a piedi, in bici o con il trasporto pubblico. Questo succede però soprattutto nelle grandi città, che è naturale, dove queste alternative effettivamente ci sono, no? E in particolare poi abbiamo visto anche nel nord-est. Senta, Radofonda, io andrei anche al terzo grafico, perché affronta un po' il problema che è emerso nella prima parte della nostra discussione, no? Cioè di chi è la colpa? E questo più o meno avete chiesto. Cosa pensano i cittadini? È opinione nettamente prevalente che ci sia una speculazione sui prezzi del carburante, non tanto da parte dei benzinai quanto del resto della filiera. Cos'è questo resto della filiera? Tutto quello che viene prima della pompa di benzina, cioè
estrazione, raffinazione, trasporto, tutto l'iter che fa la benzina, insomma, prima di arrivare al distributore. E in effetti i cittadini credono che la speculazione sia concentrata più in quella fase lì, soltanto il 23% dà la colpa ai benzinai. E comunque in ogni caso c'è una stragrande maggioranza che è consapevole del fatto che una speculazione c'è da qualche parte, insomma, che non è solo una questione di rincaro del costo del petrolio, non è solo una questione di congiuntura, diciamo. Però sono il 78%, questo è un numero che ci fa insomma, riflettere, è convinto che ci sia una speculazione e quindi insomma bisogna spiegarla questa storia ai cittadini. Cannata. Infatti vedi, il cittadino comprende bene cosa sta accadendo, perché ancora una volta, come stamattina si è visto, il garante, tra l'altro il rappresentante per il garante dei prezzi, sta cercando di mettere in moto quello che è un monitoraggio e, come dicevo prima, dobbiamo valutare tutta la filiera, quindi capire dall'estrazione fino al terminale, poi che è il benzinaio, e nessuno sta dando la colpa soltanto al benzinaio, sta dicendo che il benzinaio è il colpevole, si sta dicendo che in questo caso dobbiamo capire all'interno di quella che è la filiera qual è la speculazione che c'è in campo e che quindi si sta mettendo in campo, perché ovviamente se c'è un momento in cui il petrolio non aumenta, allora a quel punto dobbiamo capire perché aumenta il prezzo del petrolio. Ecco, non bisogna generalizzare. Ma io vorrei capire, ma perché ai gestori non piace mettere questo prezzo medio, Castiglione? No, ma intanto io penso che il cittadino, per arrivare a quella conclusione, ha un dato. Oggi il prezzo è diventato esoso, io non mi posso spostare, i costi della mia famiglia sono aumentati, i costi della mia impresa sono aumentati e quindi non c'è dietrologia, c'è un dato reale. Secondo me tutte le forze politiche oggi dovrebbero fare un'analisi e il governo deve fare un'analisi più approfondita per dire nella filiera dov'è l'aggravio di costi, però non c'è dubbio che oggi l'aumento delle accise forse non sarebbe stato opportuno, perché non c'è dubbio che l'aumento delle accise porta ad un aumento del costo. Che poi non è l'aumento, no? Cioè è il mancato taglio di quelle... taglio che esatto. Si traduce in un aumento del costo del carburante. Ormai quel taglio l'avevamo assorbito, allora, siccome c'è un tema reale, quindi bisogna lavorare per risolverlo. Adesso vedremo anche le forze politiche come si dividono. Gino! Sì, io desideravo chiedere e sapere una cosa, non è che per caso noi stiamo dimenticando che 2 anni di pandemia hanno portato i grandi distributori, diciamo, i grandi petrolieri a non avere questi guadagni ed ora, avendo il monopolio, cercano di rifarsi su tutto. Ma quando parlavo io domanda poco fa del pubblicità, però allora gli risponde dopo Castiglione. Gino, tu come ti sposti? Con la bicicletta, a piedi, con la macchina, col motorino? No, io a scrocco, mi faccio accompagnare. A passaggio? Come sì. Ma credo che sia fondamentale. Aspetti, Cannata, dobbiamo andare in pubblicità subito dopo. Rientriamo all'interno della nostra trasmissione di oggi, Il Punto, ci stiamo occupando di caro carburanti in questa prima parte della nostra trasmissione. Insomma, abbiamo visto, stiamo vedendo come la percezione degli italiani sia davvero netta in questo caso, cioè, gli italiani pensano, anche grazie a quanto rilevato da SVG, oggi ospite con noi Radio Fonda, che insomma, in atto ci sia qualcosa di poco chiaro, una speculazione certamente secondo quello che insomma, è emerso dalle indagini di SVG. Con me oggi tra gli ospiti Luca Cannata di Fratelli d'Italia, Giuseppe Castiglione di Azione e Italia Viva, Terzo Polo, Luciano Cantone del Movimento 5 Stelle e Enzo Bianco, che rappresenta poi anche, come dire, il polso dei comuni italiani. Bianco, insomma, credo che sia trasversale questo malcontento, no? Questa sofferenza sul caro carburante. Noi tra l'altro, è inutile dirlo, mi sembra un po' ridondante anche sottolinearlo, però essendo isola e vivendo soprattutto di trasporto, di commercio sul trasporto, su gomma, insomma, a noi ci costa tanto. Ci sono Cannata, che è della zona del Siracusano, diciamo il sud-est è ricco di prodotti dell'ortofrutta, per trasportare nel nord Italia i trasportatori insomma pagano davvero tantissimo, pagano molto di più di quanto pagavano prima, che già erano costi molto esosi.
E tra l'altro questo va a ridurre quello che è il potere di acquisto quindi dei cittadini, perché ancora una volta fa schizzare in alto l'inflazione, che è un altro quindi dei problemi che noi stiamo riscontrando in questo periodo. Ecco perché non riesco a comprendere chi presti il fianco a chi specula su ciò, perché in questo momento dobbiamo essere. Ma che significa prestare il fianco? Bianco, che significa prestare il fianco? Prestare il fianco significa, lo spiego, perché prima siccome ho visto che... Allora siete tutti aperti, potete intervenire tra di voi, dico così fa la discussione anche più... Perché capisci bene che io sono uno contro, diciamo, 2,5, non lo so, perché sicuramente uno maggioranza e 2 di opposizione, quindi quando parlo. Non considero Bianco perché penso non so in questo momento... Ha un ruolo super partes in questo momento. Però il tema è... Cioè, in questo momento noi dobbiamo cercare invece di porre in essere quella che è un'operazione verità, comprendere chi sta cercando di speculare su quello che invece è un momento importante che serve di chiarezza per i cittadini affinché non portino a, non si porti ma io però non ho capito, prego. Bianco, Cantone e Castiglione. No, però una domanda la volevo fare io. Ma basta questo prezzo medio alla pompa per stanare gli speculatori? Fate rispondere Bianco, però è una tessera di un mosaico. Io domani pomeriggio riunisco a Roma e presiedo il Consiglio nazionale dell'ANCI di tutti i comuni d'Italia, perché guardate, queste difficoltà gravano anche sui bilanci dei comuni, perché ovviamente il costo è enormemente aumentato della materia prima. Significa che costa di più per i comuni l'energia elettrica, costa per i comuni di più gli autobus, costa tutto quanto, quindi come dire c'è una difficoltà, molti comuni rischiano di andare in difficoltà rispetto a tutto questo. Che cosa succede? È tutta colpa della... Guardate, dopo la vicenda di Covid, un po' di trasparenza nella esibizione dei prezzi c'è stata nel Paese, in ogni campo, anche negli esercizi piccoli. Cioè io faccio difficoltà qualche volta a vedere esattamente quando faccio la spesa, quanto costa il pane. Non lo capisco più, perché naturalmente c'è un modo di nasconderla. Quindi l'esigenza che qualcuno ha posto, che ci sia una maggiore trasparenza nel capire qual è il prezzo, è un'esigenza che io condivido e che giudico sacrosanta. Senza giudicare per questo colpevole il benzinaio già di avere truffato le persone, però che ci sia più trasparenza è una cosa assolutamente... Ma perché non voglio? Io voglio dire semplicemente perché evidentemente c'è qualcuno che qualcuno ne approfitta, ma è qualcuno che non è la stragrande maggioranza. La stragrande maggioranza dei benzinai sono persone per bene che si trovano naturalmente a essere additati come responsabili. Alessandro. Luca, scusami, io volevo venire in difesa dei benzinai, perché da un autorevole Autoscout che conosciamo, è un marketplace nazionale, si evince un dato che comunque l'italiano riesce sempre ad adattarsi, e questo anche grazie comunque ai benzinai, perché l'italiano oggi invece ricerca la pompa di benzina dove il prezzo è minore, anche attraverso le app. Quindi i benzinai, come dire, fanno la corsa a diminuire il prezzo perché deve essere competitivi. Quindi insomma, rispetto chiaramente non può essere il benzinaio il colpevole, cioè di tutto un processo che chiaramente ti rendi conto, è legittimo pensare che chi si oppone magari a questa richiesta del governo, che non ha detto nient'altro, mettiamo un prezzo medio, così il consumatore, in questo caso l'automobilista, si rende conto di qual è il prezzo medio e capisce se sta pagando di più o di meno. Cioè, cosa c'è di male in questo ragionamento? È correttissimo e sono d'accordo con Enzo Bianco quando dice che deve essere pubblicizzato, perché giustamente se no ognuno ne fa un uso improprio. Su questo io dico, l'intervento era perché comunque c'è anche l'intelligenza dell'italiano che cerca comunque di recuperare in qualche modo, perché il 15% degli italiani incide 300 euro al mese in più il costo del carburante, ma questo, come dice anche Enzo Bianco, lo troviamo su tutti i beni alimentari, soprattutto di prima necessità, come soprattutto anche nei beni, come dire, per le imprese che oggi stanno soffrendo in maniera particolare. Chiedo scusa Luca, ma invece di renderlo facoltativo, ma perché non si rende obbligatorio nel dire... Per questo che vuole il governo, insomma, non piace ai distributori queste cose. Infatti lo sciopero della settimana, Luca, che poi è stato diciamo in parte revocato, c'è un solo giorno al posto di 2, era proprio per questo motivo. Adesso si riveleranno. Luca, è stato revocato per una cosa semplicissima, Luca, perché noi abbiamo visto che non c'è stata alcuna fila ai distributori.
perché si è visto che gli italiani sono stanchi di mettersi in coda, di mettersi in fila, hanno preferito andare un giorno a piedi, hanno preferito rispolverare la bicicletta piuttosto che come un piccolo gregge mettersi incolonnati ad elemosinare il pieno di benzina. E allora hanno staccato, invece di 2 giorni hanno fatto un solo giorno. Non tutti possono, però, Cantone. Dico, è chiaro che l'operazione trasparenza va fatta e va portata avanti, ma quanto tempo comporterà portare a termine questa operazione? Un mese, una settimane, mesi? Passeremo l'inverno. Allora io dico semplicemente all'onorevole Cannata, che ha la responsabilità di essere in maggioranza di governo, tanto è la commissione che anche che... una scelta politica quella di non proseguire con lo sconto per le accise, che aveva sicuramente un costo, ma davanti agli italiani i partiti di maggioranza, 2 soprattutto, Fratelli d'Italia e Lega, per anni hanno fatto una campagna elettorale molto aggressiva sulle accise. Quindi è chiaro che se non avessero sulle accise, fermi un attimo che così tanto non ci sarebbe stato. Sulle accise, Rado Fonda, questa è una questione tutta politica, no? Posso poi rispondere, Luca? Sì, un attimo e vediamo il grafico di SVG. Sì. Sì, sicuramente è una situazione politica, ma anche per quanto riguarda i cittadini stanno vivendo molto dal punto di vista economico, naturalmente, perché la stanno vivendo sulla propria pelle. Per cui alla domanda se ritiene che il governo dovrebbe ridurre le accise sul carburante per cambiare i prezzi aumentando il debito pubblico, metà degli italiani risponde sì, quindi questo è abbastanza normale, perché solitamente i cittadini pensano prima al proprio portafoglio che al bilancio dello Stato. Il discorso del debito pubblico è sempre qualcosa di piuttosto lontano dalle percezioni dei cittadini, per cui non hanno spesso paga pantalone, no? È un po' questo. Sì, non hanno una percezione reale proprio di quello che comporta aumentare il debito pubblico. Comunque c'è una metà, d'altra parte un 25% che dice no, si oppone, e un altro 25% che non si ritiene in grado di poter rispondere. Ci sono delle differenze tra gli elettorati. È interessante vedere che in questo caso sono abbastanza allineati, da una parte gli elettorati di Fratelli d'Italia e Lega e dall'altra parte quelli di PD e 5 Stelle, quindi hanno opinioni piuttosto simili questi 4 elettorati su questa questione, mentre si distinguono un po' Forza Italia, ma soprattutto gli elettori di Azione, Italia Viva, tra i quali prevale invece l'idea che non sia il caso aumentare il debito ulteriormente per ridurre le accise. Sono gli unici che poi in qualche modo comprendono che questo debito bisognerà pagarlo quando i debiti quando si fa, mentre la percezione è sì, aumentiamo il debito pubblico, tanto ci pensa Pantalone. Ci pensa Pantalone, no Castiglione? No, ma questo perché noi Luca, no, noi abbiamo fatto, in quella proposta che abbiamo fatto inizialmente avevamo detto una cosa molto semplice, graviamo sugli extra profitti e soprattutto incidiamo sugli extra profitti che le grandi aziende hanno realizzato. Io poi sui sondaggi su questi temi, soprattutto interrogando la filiera, sarei molto cauto, perché sono temi molto complessi, non penso che può essere tutto affidato ad un sondaggio. Noi oggi abbiamo scoperto, con la crisi che c'è in Ucraina, abbiamo scoperto che il costo dell'energia e soprattutto la dipendenza del nostro paese dal gas russo, quindi così come abbiamo scoperto in agricoltura, mi occupo di agricoltura, abbiamo scoperto che l'85% dell'olio di girasole che utilizzano tutte le industrie dell'agroalimentare oggi risiede in Ucraina, è coltivato in Ucraina. E allora vogliamo una volta cominciare a ragionare in prospettiva, cominciare a fare programmi seri. Quindi questo è un tema molto delicato. Noi avevamo fatto una proposta, abbiamo detto prendiamo gli extra profitti, li destiniamo alle imprese, alle famiglie, incidiamo in quelle... Soprattutto non c'è dubbio, Luca mi smentirà e chiaramente perché difende un'azione di maggioranza, però non c'è dubbio che oggi non era il caso di non riconfermare quel taglio che il governo Draghi opportunamente aveva messo in campo. Non era il momento, perché comunque incide quel mancato taglio, cioè o riconfermare quel taglio
oggi incide sulla bolletta. È una soglia incide sulle psicologica, imprese, no? Cioè, quando il prezzo si avvicina ai 2 euro, insomma, si comincia a andare veramente. Pensiamo al tema dei Sì, trasporti. Ieri ho incontrato una delegazione del settore ortofrutticolo. Le nostre imprese del settore ortofrutticolo oggi sono in crisi. Perché le famiglie consumano meno, quindi certamente non si rivolgono, cioè facendo la spesa meno articoli, meno frutta. Il costo dei trasporti, oggi c'è una filiera che pesa. Per esempio, Luca, visto che stiamo ragionando in trasparenza, ma perché non potrebbero fare altrimenti? La grande distribuzione potrebbe mettere anche il prezzo di produzione di un pomodoro, di una patata, se noi mettessimo in trasparenza quanto costa, arriva alla grande distribuzione, un pomodorino costa 5 euro, e quanto hanno pagato al produttore? 0,80? E le arance, scusami, le arance che io sento dai nostri produttori che le vendono a un prezzo incredibile. È un tema di grande responsabilità, quindi le filiere sono molto complesse, molto spesso l'anello più debole è quello che paga di più il conto, e non c'è dubbio. Oggi io non ho analizzato tutta la filiera, non l'ho analizzata, però certamente non mi sentirei di escludere. Sono stato anche assessore regionale all'industria, conosco il tema della distribuzione del carburante, non penso assolutamente che questo costo possa essere addebitato al benzinaio, cioè la parte finale, che è l'anello più debole. Molto spesso gli impianti, ormai si va verso la concentrazione degli impianti che fanno più di 3 milioni di litri di erogato, quindi noi abbiamo purtroppo molto spesso piccoli impianti e i margini sono molto ristretti. Però Castiglione, però io guarda, torno poi, perché cerchiamo di interpretare anche l'idea dei nostri telespettatori. Nella copertina c'era uno degli intervistati che diceva: ma come mai il prezzo del barile diminuisce mentre alla pompa aumenta? Questa è la domanda. Ti posso rispondere io, Luca, se vogliamo sdrammatizzare un attimo. Un attimo, però la risposta la vorrei seria. Gino, vai. No, sai perché? Perché non si è fino adesso scoperto che il barile che utilizzano i nostri petrolieri è un barile bariccato. Dovremmo tornare di nuovo ad un barile semplice, non quello lì per aumentare ancora di più gli ottani. Quello per invecchiare il carburante. Cannata. Allora, ma dovete spiegare anche questa cosa voi, insomma, adesso siete al governo, vi tocca spiegare un po' di cose. Ma noi ci siamo, e quindi intanto prendiamo atto che tutti siamo d'accordo con la misura che ha messo in campo il governo, e quindi più trasparenza. Perfetto, quindi il governo ha chiesto più trasparenza in una filiera che in questo momento sta trovando speculazione, perché, ripeto, il prezzo alla pompa che abbiamo trovato quindi a dicembre 2022 era uguale e soprattutto minore rispetto a quello del 2021. Quindi è chiaro che a quel punto non era necessario mettere in campo una riduzione delle accise come era stato fatto dal governo Draghi, perché il prezzo del petrolio era diminuito, e in questo momento invece era necessario investire e mettere risorse dello Stato sull'altro problema, che era quello del caro bollette, che tutti i cittadini, tutte le imprese, tutte le attività produttive hanno vissuto, e abbiamo fatto una scelta politica. Siccome abbiamo visto che quindi il prezzo del petrolio era sceso e quindi non era necessario ridurre le accise, abbiamo scelto di dare invece più pensioni, di investire nell'assegno unico per le famiglie, di investire nelle attività produttive e quindi sul caro energia, quindi ridurlo. Quindi abbiamo fatto una scelta politica. Mi sembra chiaro che su questo, ecco, oggi noi vi rendete conto che la percezione però che ha la gente è che voi penalizzate le fasce più deboli, perché diciamo tra i primi provvedimenti c'è stato quello di togliere il reddito di cittadinanza, poi non tagliare le accise, che voglio dire, a chi ha uno stipendio o chi vive insomma con redditi molto bassi, certamente investito sulle imprese. Oggi le imprese non si rendono conto di tutto questo. Noi abbiamo fatto chiarezza, perché abbiamo detto che i primi provvedimenti sono stati quelli di cercare di tutelare ancora una volta imprese, famiglie, tessuto produttivo dell'Italia, che vedeva un aumento alle stelle del prezzo del gas e quindi automaticamente quello che è il prezzo delle bollette di tutti i cittadini. Abbiamo messo più di 25 miliardi, 30 miliardi su questo. E quindi l'abbiamo fatto proprio per neutralizzare quello che era un aumento dovuto a quello che era un investimento che negli anni non è stato fatto invece sull'indipendenza dell'Italia dal prodotti che potessero dare energia, come abbiamo visto purtroppo, perché noi siamo dipendenti dalla Russia e quindi da quello che è avvenuto. E quindi lì dovremmo aprire un percorso sullo sviluppo sostenibile che negli anni non è stato messo in campo, e quindi ciò che non è stato fatto. Ma lì potremmo fare una trasmissione a parte. Il tema è, se noi parliamo di caro carburanti, i cittadini
cittadini si stanno rendendo conto che siamo di fronte ad una speculazione. Poi nessuno ha detto che la speculazione la stanno mettendo in campo i benzinai. Stiamo dicendo invece che dobbiamo, attraverso quindi quella che è una trasparenza che vogliamo... Io però non ho capito, Cannata, cioè voi vi siete riaggiornati con, diciamo, il ministro Urso ha seguito questa... Cannata, il ministro Urso ha seguito questa trattativa con i gestori. Questa trattativa, diciamo, è stata rinviata all'8 febbraio, ma non è ben chiaro, cioè, a cosa sta portando questa trattativa? Cioè, li state convincendo o no? Sarà esposto questo prezzo medio o no? Piccolo sarà messo poi alla mediazione. Al bar, magari. Al bar, sì. Penso che la discussione, e tutti la stiamo cercando di comprendere, perché non si capisce perché non si può avere questo prezzo medio. Perché? Perché dicono siccome avviene soltanto in Italia, e vabbè, qual è il problema? Anzi, si diceva prima che vogliamo più trasparenza su tutti i prodotti per fare in modo, sì, che ben venga. Soprattutto in questo momento quindi significa avere un monitoraggio di responsabilità per fare in modo che l'inflazione non arrivi alle stelle e quindi a quel punto tuteliamo tutti noi. Vabbè, ricordate ancora ci stiamo lavorando per la trasparenza, ci stiamo lavorando per il monitoraggio. Alessandro, dico, vogliamo essere un po', come dire, metterci un po' di pepe. Dico, ma se invece fosse, come dire, un messaggio politico, certo, se non avessero tagliato le accise, il merito era di Draghi, no? Dico, alla fine, dico, se lo fanno l'anno prossimo il merito della Meloni, dico. Ma anche su questo vorrei concludere su questa cosa. Noi abbiamo detto che sicuramente tutte le tasse vanno ridotte, così anche come le accise vanno ridotte, ma abbiamo 5 anni di tempo, non possiamo fare tutto in 2 mesi. In questo momento, nei primi 2 mesi avevamo un obiettivo. E quindi può avere una logica, no? Se lo facciamo l'anno prossimo, dico, questa cosa può avere una logica. Avrebbe un altro significato, un altro colore politico. Va bene, Cannata, abbiamo capito. Vediamo che succederà. Ci tenga aggiornati. Allora, Rado Fonda, io voglio coinvolgere Rado Fonda, insomma, hai visto Fonda? Tutta Italia è paese in questo caso. Poi insomma, che partecipate a tante trasmissioni, avete visto, poi l'argomento ovviamente è caldo e si sente da ogni parte d'Italia, da nord a sud, così come si sente di nuovo parlare di province, il ritorno alle province. Voi l'avete analizzata questa cosa, perché insomma chiaramente lo avete percepito che c'è un po' un movimento trasversale che rivorrebbe le province. Attenzione, perché Enzo Bianca è amico di Graziano Del Rio, quello che ha voluto la riforma, no? Certo, assolutamente. Quindi insomma come dire, si possono fare delle critiche anche agli amici. Anche agli amici, cioè, quindi già ha preso la posizione. Allora, apriamo questa, ma chiudiamo i carburanti, apriamo la pagina delle province. C'è qua l'ultimo presidente di provincia di Catania, ma ultimo presidente, penso, no? Di UPI, ultimo presidente anche oggi l'UPI c'è, però con l'elezione di secondo grado. Diciamo, la vera provincia. Le province non sono state abolite, per essere precisi, sono state trasformate radicalmente da un organismo elettivo in cui il presidente della provincia veniva eletto direttamente come il sindaco, e mi ricordo esattamente, noi abbiamo fatto insieme tra l'altro sindaco e presidente della provincia e presidente dell'UPI e presidente dell'ANCI. Voglio ricordare che per un periodo in Italia alla guida delle province e dei comuni c'erano 2 catanesi e 2 siciliani, quindi insomma lo ricordo, quindi non abolizione delle province ma trasformazione in un ente. È stata percepita, no, come abolizione. Sì, non lo so, precisavo per essere naturalmente così è giusto. Allora, le province, Rado Fonda. Sì, dunque, certo agli elettori di solito non piace mai il ritorno indietro di qualcosa. Quando si fa una riforma e poi si ritorna indietro, di solito non è mai particolarmente popolare. Viene percepita, no, come una sconfitta? Un po' come una sconfitta, un po' anche magari un qualcosa di poco utile una volta che ormai ci si sta abituando a qualcosa e poi si ritorna indietro. Però è vero anche che una parte dei cittadini ha un po' di nostalgia nei confronti di questo ente. Allora abbiamo iniziato col chiedere, senza citare appunto la riforma, se di fatto come percepiscono l'efficacia dell'operato, diciamo, di come stanno andando le cose negli ambiti che erano i principali ambiti di competenza un po' delle province. Ebbene, su tutti quanti prevale l'idea che siano peggiorati.
Adesso questo non vuol dire naturalmente che tutti quelli che dicono che sia peggiorato che abbiano nostalgia della provincia, semplicemente hanno un po', c'è questa idea un po' che le cose stiano andando peggio rispetto al passato, il che vale anche su altri ambiti, non solo su questi che erano di competenza della provincia. Comunque vediamo che per esempio sulle strade provinciali il 44% dice che è peggiorato contro il 39% che è rimasto uguale, e quasi nessuno, pochissimi, dicono che sia migliorato. E poi via via tutela e valorizzazione dell'ambiente 36% peggiorato, edilizia scolastica 36% peggiorato, trasporto pubblico 33% peggiorato, e controllo delle discriminazioni, ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità 29%. Questa è quella meno percepita, no? Cioè, nel senso, no? Sì, la gente la percepisce come il peggioramento è meno percepito, però in generale c'è il fatto che nel centro-sud questi peggioramenti vengono percepiti in maniera più accentuata. Allora, spieghiamo però, Radofonda, spieghiamo che ovviamente la situazione in Italia, nelle province, cioè la geografia italiana ci mette davanti a un quadro sensibilmente diverso tra nord, sud e centro, no? Le province, insomma, sono diverse. Sento un po'. Sì, diciamo, da nord a sud le province sono diverse, uno stesso territorio provinciale diciamo, più o meno ampio è percepito in maniera diversa al nord piuttosto che al sud, no? Proprio per questi grandi temi che avete evidenziato voi, strade, valorizzazione dell'ambiente, edilizia scolastica e trasporto pubblico, laddove insomma, funziona tutto bene, la percezione è diversa, laddove ci sono dei deficit già strutturali, la percezione della provincia rimane più o meno utile a seconda appunto del territorio. Certo, sì, c'è sicuramente una grande diversificazione da questo punto. Qui naturalmente i sondaggi tendono a semplificare un po' le cose, ma insomma qui dobbiamo. Per questo dico, poi c'è la diversificazione tra nord, sud, centro, eccetera. In questo caso. Certo. Allora, Castiglione. Ma intanto lei voleva abolire. Io li ho difese pervicacemente, ho prodotto anche 3 volumi con la collaborazione della Bocconi per dimostrare che quella era un'operazione improvvida, che bisognava migliorare quell'assetto ma certamente non eliminare. Io oggi vorrei dire che in Sicilia la situazione rispetto al resto del paese è ancora diversa, perché noi abbiamo un organo previsto dall'articolo 114 della Costituzione, quindi oggi le province sono previste in Costituzione, fallito il referendum, quindi noi abbiamo un organo costituzionale che da 8 anni è commissariato. È come se noi avessimo commissariato il comune, la regione, perché è un organo costituzionale, quindi primo vulnus della regione siciliana. Cosa, e Giuseppe, siamo stati anche con le città metropolitane, addirittura peggio in Sicilia rispetto al resto del paese. Noi siamo stati i primi a dire vogliamo la riforma delle province, addirittura l'abolizione delle province, Crocetta lo annunciò in grande stile, oggi da 8 anni sono commissariate. Primo vulnus da superare in fretta. Poi c'è da fare una legge. Cosa dicevamo noi? C'è stato nell'ultimo periodo una nascita di province e certamente siamo arrivati a 110 province, alcune l'Ogliastra in Sardegna, la Sardegna c'era un proliferare di province, ma l'assetto principale, quello storico delle province, che risponde grosso modo alla nostra storia, alla nostra cultura, perché la nostra storia è legata alle province, non è legata alle regioni, è legata alle province. Allora dicevamo, definiamo meglio le funzioni, evitiamo che si possano accavallare le funzioni dei comuni, delle province, dove ognuno sa cosa deve fare. È assolutamente necessario oggi avere un ente sovracomunale. Noi immaginiamo il tema della mobilità. Io ricordo a Catania, la prima volta allora, che un attimo. No, perché sono questi temi troppo seri. Però siccome la discussione dico solo questo, la prima volta che ho riunito un tavolo per parlare di mobilità, non si era mai riunito un tavolo provinciale, noi ci siamo ritrovati con la Ferrovia dello Stato che programmava 2 binari dalla stazione centrale che andavano all'aeroporto, 2 binari li programmava la Ferrovia Circumettenea, come se l'aeroporto dalla stazione centrale dovessero andare ogni giorno 600 treni all'aeroporto. È chiaro che è una mancata programmazione, ci vuole un ente sovracomunale, tema della mobilità, il tema dei servizi a rete, il tema dei rifiuti. Devo andare in pubblicità, solo questo. Un attimo, pubblicità e poi torniamo.
Rientriamo all'interno della nostra trasmissione. Il punto di oggi, domenica, insomma, ci stiamo occupando delle province. Adesso, come recita il nostro titolo, il grande ritorno delle province. Ora le vogliono tutti, insomma, trasversalmente. Sembra essersi accorti che insomma, in qualche modo questo ente intermedio serve. Prima di ridarvi la parola, stava parlando Castiglione, Bianco, Cannata, Cantone e poi il nostro Gino Storino insieme con Alessandro Porto. Allora, prima di dare la parola a Rado Fonda, perché insomma ci sono altri due grafici che ha analizzato SVG proprio sulle province. Gino, tu l'hai vissuto in pieno, no? il tema delle province. Beh, certo che si è vissuto in pieno. Io mi ricordo da studente, era il nostro punto di riferimento, quando bisognava fare sciopero si andava lì, andiamo lì a parlare col presidente della provincia a chiedere determinate cose, era un punto di riferimento per le cose che noi dovevamo richiedere. Per la rottura di scatole, diciamo, in qualche modo. Perché le scuole superiori... Sì, perché le scuole superiori facevano capo al presidente della provincia. Ogni volta si andava lì, era un momento bello, simpatico, per andare a capire, a vedere, così come c'è... I tempi di Gino, chiaramente la provincia era in via Etnea, giusto? Quindi non c'era il problema della mobilità. Non solo, addirittura Enna ancora era Castro Giovanni. Allora, Rado Fonda, lei lo sa quanti comuni ci sono sull'Etna, per esempio? Ci sono una ventina di comuni che hanno giurisdizione su questo cono, no? Su questo territorio di Vulcano. Quindi pensi quanto ci vuole a mettere tutti insieme le decisioni. Questo era il ruolo anche che aveva la provincia, no? Insomma, in qualche modo, Castiglione e Bianco. Abbiamo parlato di mobilità, dicevo, del tema della mobilità urbana, della mobilità sovracomunale, ma potremmo parlare di servizi a rete, potremmo parlare di rifiuti, potremmo parlare di acqua, possiamo parlare di tutto quello che va oltre l'ambito comunale. Noi dicevamo allora definiamo le funzioni, vediamo cosa dovranno fare i comuni, cosa dovranno fare le province, soprattutto come dovrebbe dimagrire queste regioni. Le regioni sono diventate ormai ipertrofiche, moltissime delle funzioni potrebbero essere assolte sicuramente alle province. Io prendo atto e sono veramente contento che oggi il governo faccia un passo in questa direzione. Io ricordo però a me stesso che da presidente Lupi una mattina con il presidente Berlusconi e con il ministro Calderoli ci siamo messi per riformare in maniera più ordinata, prima di entrare in Consiglio dei Ministri, in maniera più ordinata le province, abbiamo steso un testo. All'uscita del Consiglio dei Ministri addirittura era stata fatta la proposta di eliminazione dell'articolo 114 laddove prevede la presenza delle province. Allora che oggi si torni indietro, che oggi si torni a discutere, che oggi si trovi un tavolo. Io spero che il Parlamento possa essere pienamente cosa dovrebbero fare le province secondo la vostra intervista? Sì, allora noi abbiamo chiesto un po' come percezione, perché ovviamente poi il cittadino non ha tantissime informazioni al riguardo. Comunque abbiamo chiesto quale organo istituzionale dovrebbe occuparsi dei seguenti ambiti. Allora, tutela e valorizzazione dell'ambiente, diciamo non prevale in modo netto nessuno degli enti, però c'è una prevalenza relativa dell'amministrazione regionale. Poi controllo delle discriminazioni in ambito occupazionale, promozione pari opportunità, anche in questo caso amministrazione regionale, trasporto pubblico interurbano, ancora amministrazione regionale, anche se con un vantaggio diciamo un po' più ridotto rispetto all'amministrazione provinciale, però in questi tre ambiti sono visti più legati diciamo, all'operato della regione. Poi abbiamo edilizia scolastica, dove invece il 37%, la maggioranza relativa anche in questo senso, la affiderebbe all'amministrazione comunale. Viene visto più come una competenza comunale. Infine, soltanto le strade provinciali sono quelle che vengono associate maggiormente all'amministrazione provinciale, quindi da questo punto di vista... Quindi questa è un'ulteriore testimonianza di come sia passato insomma, negli anni il concetto di provincia, ente intermedio quasi inutile, perché secondo la percezione degli italiani, insomma, questa era anche precedentemente così, immagino, la provincia si occupava di poche questioni
questioni, no? Soprattutto di viabilità, diciamo in questo caso, ed è scuole passato, superiori, è passato, no? Luca, scusami, in questo caso. poi il paradosso, no? Cioè, da un lato lo Stato cerca di eliminare le province perché appunto esistono, dall'altro lato invece i governi anche regionali e nazionali fanno le ATO acqua, ATO rifiuti, dove praticamente delegano, quindi delocalizzano anche la gestione di alcune materie come quella appunto dell'acqua e dei rifiuti alle varie province, perché in un primo momento furono fatti 25 ATO in provincia, nella regione siciliana per esempio, con dei costi che ad oggi ancora continuano ad esserci perché sono praticamente state sostituite dalle SRR, però praticamente le ATO esistono e quindi hanno ancora dei costi per i cittadini siciliani. Da un lato si cerca di eliminare i costi della politica, dall'altro si costituiscono invece ulteriori costi che chiaramente poi vanno a danno dei cittadini. Ad appesantire anche questo. Sì, io voglio precisare che in realtà la cosiddetta abolizione della provincia, che non è un'abolizione della provincia, ci torno ancora una volta, nacque in un momento in cui c'era un forte vento antipolitico e l'obiettivo di quel movimento era quello di ridurre il peso e il numero del ceto politico. Tant'è vero che le province sono rimaste sostanzialmente con le stesse funzioni, grosso modo. Alcune funzioni, le funzioni sono quasi depotenziate. Le funzioni, per esempio, sono 2 o 3 le funzioni essenziali. Assolutamente, le strade provinciali sono rimaste. Che cosa è accaduto? È stata eliminata la parte di elettiva, cioè sostanzialmente la provincia oggi è gestita da un sindaco di uno dei comuni in Italia, di uno dei sindaci che vengono eletti sostanzialmente dai rappresentanti di tutti i comuni. È scomparso il consiglio provinciale, la giunta è rimasta perché il sindaco si può formare la giunta, tranne che in Sicilia ovviamente, dove ha ragione come al solito Castiglione, noi facciamo sempre un uso della nostra autonomia speciale che è straordinaria. Faccio un esempio: la città metropolitana di Firenze o quella di Bari, dal momento in cui si è fatta la riforma, ha avuto il sindaco metropolitano, ha avuto il suo statuto, che ormai è aperitivo da 5 anni, ha la sua giunta metropolitana, cioè il sindaco di Firenze, qui in Sicilia c'è solo il sindaco metropolitano che se starnutisce o non può andare alla città metropolitana per 2 giorni non c'è nessuno che firma, e l'hanno praticamente massacrato. Quindi sostanzialmente una riforma che era figlia di un sentimento prevalentemente antipolitico, che però non ha tenuto conto che la dimensione provinciale per molti dei problemi del nostro paese è la dimensione corretta, soprattutto tenuto conto che in Italia abbiamo un altissimo numero di comuni. Sapete quanti comuni abbiamo in Italia? Adesso non parliamo della Sicilia, abbiamo 8.000 comuni in Italia. Ci sono città come Torino, la città 311 comuni. 311 comuni che ne fanno parte, tra l'altro comuni alcuni anche di 100, 200, 500 abitanti, quindi abbiamo bisogno di un po' di razionalità. Difendere l'identità del campanile è una cosa bellissima, ma mettere in condizione queste strutture e questi enti di funzionare al meglio, spesso la dimensione provinciale o subprovinciale può essere la dimensione ovviamente corretta. Io credo che sia arrivato il momento di fare una riforma razionale. Noi domani pomeriggio riuniremo il Consiglio nazionale dell'ANCI e tra le nostre proposte affronteremo esattamente anche il tema di un riordino del testo unico degli enti locali, per cercare di mettere un pochino di attenzione, perché oggettivamente in una condizione difficile come questa avere i comuni e le province che funzionano meglio significa avere un argine anche a quell'eccesso di regionalismo, consentitemi di dire, che spesso è molto peggio del centralismo nazionale, e cioè le burocrazie regionali eccetera eccetera sono molto spesso, come dire, un freno a un buon governo del territorio, non soltanto qui in Sicilia o al sud, spesso anche, mi dicono i miei colleghi amministratori locali di tutta Italia, anche nel resto del paese. Cantone, e poi l'ultima grafica di SVG. Per quanto riguarda quelle che sono le province, chiaro, il Movimento 5 Stelle andava in quella direzione 10-8 anni fa. Io vi posso dire che anche secondo la mia esperienza la scorsa legislatura eravamo maggioranza di governo e capitava spesso di occuparci di viabilità secondaria, di andarci a confrontare anche con le persone che ci lavorano in quella che adesso sono gli uffici della città metropolitana. Grandissima carenza di risorse, grandissima carenza di programmazione, quindi è chiaro che dal nostro punto di vista noi vogliamo avviare anche
un dibattito interno per capire come possiamo contribuire a sicuramente una riforma che va modificata, va migliorata, e su questo saremo sicuramente d'accordo con allora, un vediamo la miglioramento. politica, Rado Fonda, vediamo la politica come si pone sul ritorno delle province. Non sento Rado Fonda, vedo la grafica ma non sento Rado Fonda. Sì. Eccolo. Ecco, adesso mi sentite? Sì. Bene, dunque per sintetizzare poi tutto questo discorso abbiamo chiesto appunto se i cittadini sono favorevoli o contrari alla reintroduzione del ruolo amministrativo delle province, come si diceva prima giustamente non sono state abolite, ma qui si parla di reintroduzione del ruolo amministrativo che avevano prima della legge del Rio, e qui c'è un po' una divisione abbastanza netta, 32% favorevoli, 32% contrari, un altro 36% che invece non si esprime. C'è una divisione politica abbastanza netta, tra i favorevoli ci sono principalmente elettori di centrodestra, mentre gli elettori dei partiti di opposizione sono tendenzialmente più contrari. I più favorevoli sono i residenti nel nord-est, un po' ovviamente nel nord-est c'è il Veneto, dove c'è il sentimento dell'autonomia molto forte, per cui anche la questione delle province è sempre stata vissuta, c'è sempre un legame particolare con le province, ma anche lo stesso vale nel Friuli Venezia Giulia. Poi se vogliamo vedere ancora l'ultima grafica, andiamo. Ecco, allora l'ultima grafica riguarda ecco, ed è questa l'elezione. Che riguarda invece l'elezione diretta del Consiglio provinciale del Presidente della provincia. Qui addirittura c'è una percentuale maggiore, cioè il 50% di cittadini che sarebbero favorevoli, quindi c'è una percentuale maggiore di persone favorevoli all'elezione diretta rispetto alla reintroduzione del ruolo della provincia in pregresso. Anche in questo caso abbiamo una distinzione politica notevole, sono nettamente favorevoli gli elettori del centrodestra, mentre tra gli elettori del PD, 5 Stelle e Azione c'è una divisione interna notevole anche in questo caso. Cioè perplessità vuol dire restare così o cambiare in un altro senso? No, ci sono molte perplessità sul reintrodurre la provincia, proprio l'elezione diretta alla provincia. Insomma, questa è una spaccatura davvero, insomma, per grandi aree, no? C'è centrodestra e centrosinistra. Per adesso solo concludo, ricordo che nel 2014, quando era stata fatta la riforma del Rio, la stragrande maggioranza degli italiani era favorevole a non fare più elezioni provinciali. Adesso diciamo il tema allora, siccome l'ho vissuto in prima persona, il vento allora era della riduzione del ceto politico, quindi la questione si è concentrata moltissimo sulla riduzione del Consiglio provinciale, il numero ipertrofico dei consigli provinciali. Io ricordo allora che si volevano abolire i consorzi di bonifica, si volevano abolire gli enti parco, era un momento in cui si parlava di ridurre tutto quello che era. Quando un illustre avvocato di un istituto importantissimo, il Bruno Leone, ogni mattina ci si confrontava a uno mattina, mi diceva: perché noi risparmieremo 12 miliardi. Scusi avvocato, le province costano 9 miliardi, lei come fa a risparmiare 12 miliardi? Perché eppure quello era il momento, perché ridurremo il numero dei consiglieri provinciali. Su questa scia poi si è andata avanti, no? Guardo Cantone, sul taglio dei parlamentari. Esatto, quindi è chiaro che il tema non era quello, il tema era di riordinare le province. Scusi, Castiglione, ma adesso servono secondo lei che ha vissuto il prima e il dopo, adesso servono? No, io appunto come dicevo prima, avendo riscontrato grandissima carenza di capacità, ma anche sul taglio dei parlamentari, diciamo, adesso come siete? Guarda, il taglio dei parlamentari è stata una scelta che abbiamo portato avanti, voglio dire, è stata anche approvata da un referendum. Non è che tra 2 o 3 anni viene Rado Fonda e ci fai cose, è stata approvata un siete referendum. d'accordo sul reintrodurre? Non credo si arriverà a questo neanche nel medio e lungo termine. Comunque quella è stata una scelta anche condivisa dagli italiani, e quindi
è una scelta fatta su cui non credo si possa Come tutte le tornare questioni, indietro. quando si tratta però di temi costituzionali bisognerebbe di un maggior approfondimento. Esatto. Non si può andare avanti sull'onda del perché populismo bisogna in qualche meglio modo, no? conoscere. Perché Oggi per esempio un dato per tutti, mi taccio, il PNRR, moltissime delle misure previste nel PNRR hanno carattere sovracomunale, hanno carattere strategico, i temi della mobilità ferroviaria, della mobilità sovracomunale, ci sono i temi dell'innovazione tecnologica, i temi della ricerca. Non c'è dubbio che oggi le funzioni delle province sarebbero l'ente più idoneo per poter fare progettazione, per poter parlare di strategia, per poter parlare di interventi concreti, perché oggi l'intervento previsto dal PNRR non incide sul singolo comune, ma auspicherebbe un maggiore coinvolgimento di un ente che ha carattere sovracomunale. Quindi Luca, Gino, scusami. e poi vado da Cannata. Luca, scusami, nel frattempo tu sai che noi abbiamo qui, teniamo la linea dei WhatsApp al 342 74 55 005, è arrivata la richiesta da parte di un elettore: è possibile l'indennità elezione dal momento in cui noi andiamo a votare per il comune, per la provincia, per la regione, per nazionale e per le europee? Passiamo più tempo nella cabina elettorale che in quella estiva. Chiedono, è possibile un indennizzo? Cannata, è possibile introdurre oltre alle province anche l'indennizzo per l'elettore che va a votare un sacco di volte? Cioè com'è? Come dovrebbe funzionare? Tipo quello, un fiorino ogni volta che Un entri. fiorino, appena entri un fiorino. Quanti siete? Io e mia moglie, 2 fiorini. Un fiorino. Un obolo. Cannata, le rimettete queste province o meglio, le reintrodurrete il meccanismo di elezione, insomma tutto quello? Ma intanto vedi, ora tutti abbiamo fatto, ed è stato fatto un discorso, soprattutto da parte dei rappresentanti dei 5 Stelle, che si ritorna alle istituzioni e alla politica. Purtroppo invece sull'onda dell'antipolitica è stata distrutta un'importante istituzione intermedia che serviva di raccordo, di coordinamento, che dava servizi e che oggi infatti noi ci ritroviamo con strade provinciali che sono infatti completamente in abbandono, con rifiuti che ci troviamo dappertutto, con un coordinamento che manca per quanto riguarda le scuole superiori, perché ricordo che nel grafico che si vedeva prima, le scuole superiori le gestisce la provincia, mentre le scuole che sono medie, inferiori e tutto il resto delle altre scuole le gestiscono i comuni, e quindi anche lì ci ritroviamo con problematiche nella gestione. In questi giorni, ad esempio, il caro energia per quanto riguarda il gas, ci troviamo con scuole che, siccome le province non hanno i denari per comprare il gas e il metano per accendere i termosifoni, ci sono alcune scuole che non stanno accendendo i termosifoni e quindi una ragazza a Palermo è morta di ipotermia, c'è una ragazza a Palermo è morta di ipotermia. Ecco, capiamo invece le istituzioni quando siano fondamentali e il danno che si è fatto in questi anni. Noi sicuramente, come abbiamo detto, siamo affinché tutti quelli che sono gli organi previsti dalla Costituzione vengano ad essere ricostituiti, tra l'altro poi anche con il nome corretto che è scritto nella Costituzione, perché in Sicilia da noi si chiamano libero consorzio, neanche province, continuiamo a chiamare province, ma anche lì un'altra cosa che si erano industrializzati nell'inventarsi un nome che non ha nessun senso, e quindi ritornare alle province, ritornare a farle funzionare per avere un ente intermedio e soprattutto per dare servizi. Noi dobbiamo sempre mettere al centro il servizio per il cittadino. Allora, prima di salutare Radio Fonda, le intenzioni di voto relative a questa settimana, al radar di questa settimana, cioè voi le divulgate a inizio settimana, quindi domani che è lunedì divulgherete quelle nuove, queste sono quelle relative a questa settimana. Allora, per la prima volta dopo tanto tempo, no, Radio Fonda, Fratelli d'Italia perde qualcosina. Sì, cioè frena un po', era cresciuto notevolmente dalle elezioni in poi, per la prima volta registriamo un calo un po' più sostanzioso di mezzo punto, però rimane il 38, quindi nettamente il primo partito, e bisognerà vedere proprio nelle prossime settimane se questo calo è solo un'oscillazione del momento oppure se è un'inversione di trend rispetto agli ultimi mesi. Dopodiché abbiamo Movimento 5 Stelle che si conferma secondo partito al 17,4 con un lieve calo, PD è ancora in calo al 14 addirittura, Lega all'8,5 con una leggera crescita di 0,2 e anche Forza Italia ha una leggera crescita, quindi profittano un po' del calo di Fratelli d'Italia, per cui diciamo il saldo dello schieramento di centrodestra rimane più o meno quello.
Azione Italia Viva all'8,2, quindi ritorna sopra l'8 con un più 0,4 un questa più settimana. 0,4. Sì, quindi poi Alleanza Verde e Sinistra 3,8, più o meno stabile, più Europa anche 3,1, tutti i partiti più piccoli sono più o meno stabili, per l'Italia con Paragone 2,3, Unione Popolare 2,8. Ricordiamo, Radofonda, che siccome voi rilevate ogni settimana il mezzo punto in più o in meno è un dato significativo in qualche modo, no? Sì, diciamo il 0,1, 0,2 neanche tanto, poi quando comincia a essere un 0,4, 0,5 invece è già significativo, poi naturalmente le variazioni, quelle importanti, si devono vedere sul... Le chiedo scusa, da ignorante sto vedendo che fra il segno meno e il segno più non c'è un pareggio, c'è un 1 che viene a mancare. No, c'è il pareggio, quello Italia Paragone, Unione Popolare, no, più o meno quelli... No, in che senso? Dall'altra parte, no, giusto, dall'altra parte. No, perché leggevo solamente la parte sinistra. C'è sostanzialmente... Sì, giusto, il dato giusto. politicamente significativo di questo sondaggio mi pare sostanzialmente, naturalmente sono sondaggi settimanali, quindi gli scostamenti sono minimi, il dato più rilevante è che per la prima volta Fratelli d'Italia ha una flessione. È collegato anche evidentemente alle difficoltà che ci sono state nel governo anche nelle ultime settimane e in particolare agli scostamenti tra le promesse che erano state fatte prima dalla campagna elettorale e naturalmente i comportamenti che poi questa è un'analisi, è la mia analisi. E l'altra analisi sull'altro versante, mi pare, sul versante dell'opposizione il dato più consistente è la crescita di Azione oggettivamente, che perché la prima è compensata da un leggero avanzamento di Lega e di Forza Italia, equilibrio all'interno del governo, ma con un indebolimento di Fratelli d'Italia. E sul versante dell'opposizione il dato più rilevante sostanzialmente mi sembra quello. Allora, fermo qui perché questo ragionamento vuole dare la fonda. Il 30% dico ci sta bene, nel senso che mi sembra siamo cresciuti, quindi vediamo ora di far passare un messaggio che ci vede indeboliti. Semmai ecco, ci sta che in una settimana ci sia un più e meno a seconda poi di quando sia la visibilità in una settimana di un partito rispetto ad un altro. Però noi siamo sicuramente in crescita rispetto siete il primo partito in Italia, nessuno lo contesta. Stiamo registrando il fatto che, come dire, per la prima volta c'è un piccola inversione di tendenza. Insomma, è un dato, in qualche modo. Cioè, se uno ha la febbre a 39 è un conto, se ha 38,5 è un altro conto. In qualche modo. Mi sembra normale. Allora, io prima di andare in pubblicità saluto e ringrazio SVG e Radofonda, grazie Radofonda per essere stato con noi, grazie anche ovviamente per tutto il materiale che ci fornite, SVG preziosissimo per le nostre analisi, grazie, alla prossima Radofonda. Saluto anche Luca Cannata, deputato dei Fratelli d'Italia, grazie Cannata, buon lavoro. Grazie a voi. E prima di andare in pubblicità vi annuncio che adesso apriremo una pagina dopo pubblicità dedicata alle amministrative, in questo caso a Catania, perché in questa settimana sono successe delle cose, insomma è la settimana che ci avvicina a Sant'Agata, anzi ve lo anticipo già adesso, il punto la prossima settimana non ci sarà perché sarà proprio in concomitanza con le festività di Sant'Agata, però la politica non si ferma, si muove, insomma i ragionamenti continuano ad esserci e allora con Castiglione, Cantone, Bianco, Porto, con Gina Storina, insomma, che so che sta seguendo le amministrative in maniera molto attenta, discutiamo di amministrative a Catania, subito dopo pubblicità. Rientriamo all'ultima parte della nostra trasmissione, il punto di oggi, questa domenica 27 gennaio. Abbiamo affrontato il caro carburante all'inizio, poi la questione delle province, adesso ho detto prima di andare in pubblicità apriamo una finestra sulle amministrative, in questo caso le amministrative a Catania. Abbiamo detto si voterà in primavera, non si sa ancora quando, la data oscilla tra la fine di aprile e l'inizio di giugno, quindi questo mese Catania sceglierà il suo sindaco. Nel frattempo è arrivato un nuovo commissario al comune di Catania, quindi finalmente si sa, questa era la voce di popolo che girava per la città di Catania, chi salirà sulla carrozza del Senato, che è l'emblema della festa di Sant'Agata per quanto riguarda le istituzioni. Ci sarà non arriva in carrozza, no, ci sarà il nuovo commissario, insomma, che adesso dovrà gestire la città in assenza del sindaco. La crisi ovviamente della crisi di Catania, del voto istituzionale abbiamo parlato tanto,
È chiaro che c'è grande attesa per le amministrative. Enzo Bianco, lei vuole dire qualcosa? Vuole darci qualche notizia? No, ha deciso se scappare con quella barca tra la fine di maggio e l'inizio di giugno finalmente si eleggerà il sindaco. È un momento, devo dire, difficilissimo, terribile per la città di Catania. Io non ricordo mai nulla di simile, no? Abbiamo avuto un periodo di 5 anni in cui c'è stato un sindaco eletto direttamente che ha vinto le elezioni, l'ha vinte anche onestamente bene, mi ha battuto in modo netto, dopodiché sostanzialmente in 5 anni il periodo in cui ha amministrato effettivamente svolgendo le funzioni di sindaco sono un periodo largamente minoritario. Spesso c'è stato il vice sindaco che ha svolto le funzioni da sindaco, poi c'è stato un commissario, poi il commissario sostanzialmente si è valutato da parte della regione, ma lo lascia dire francamente in un modo incredibile, cioè per avere un parere di un ufficio della regione che dice che il commissario portoghese non aveva i requisiti e comunicarlo a un altro ufficio della regione, sono passati 5 mesi e tutto questo capita alla vigilia di Sant'Agata, naturalmente, in una città che oggettivamente è in ginocchio, è in gravissime difficoltà. Allora, ora lei che ha fatto il sindaco lo spieghi anche ai nostri telespettatori, il comune in questa festa di Sant'Agata non è un orpello, cioè è organizzatore insieme alla Chiesa della terza festa più importante del mondo. Precisiamo che non si tratta di un evento ordinario. Esatto. La festa di Sant'Agata è un evento straordinario per tutta la cristianità. Insieme alla processione dei misteri di Siviglia e insieme a una festa che si tiene in Perù, a Cusco esattamente, la festa di Sant'Agata è quella che richiama il maggior numero di presenze, di vita. È una festa tra l'altro che dura praticamente un mese tra una cosa e un'altra, ci sono le candelore ancora oggi, ieri in giro per la città, insomma una festa assolutamente straordinaria. Una festa che dal punto di vista, se mi consentite, anche culturale ma anche economico per la città significa molto, c'è un turismo religioso legato a Sant'Agata, quindi non è un evento di secondo tipo. Il comune è protagonista della festa di Sant'Agata, perché questa è la festa della città. Spieghiamolo, Bianco, perché il fatto che il sindaco, in questo caso sarà il commissario, ha le chiavi per aprire la cosiddetta cammaredda, non è folcloristica. Uno dei momenti più emozionanti, ma dico, è importante anche dal punto di vista istituzionale. Uno dei momenti più emozionanti della mia vita da sindaco è stata quella di avere per credo 13 o 14 volte la mattina all'alba, anzi prima dell'alba, ancora è scuro, entrare nella cattedrale e insieme con l'arcivescovo le chiavi della cammaredda dove è contenuto il busto reliquario di Sant'Agata qualcuna ce l'ha l'arcivescovo e qualcuna ce l'ha il sindaco. Il primo che dà il primo colpo di mandato per aprire e quando esce fuori la santa in quel momento e si mettono le ali e tira fuori, c'è un boato straordinario. Il sindaco nomina metà del comitato dei festeggiamenti di Sant'Agata. È un vero e proprio organizzatore, restiamo sulla parte politica, quindi non è una questione, se non c'è un sindaco in questo periodo è un danno per tutta la città. Ed è stato, devo dire, francamente gravissimo il fatto che la Regione abbia scoperto sostanzialmente l'insussistenza dei requisiti del commissario. Quando a Catania arrivano milioni di persone, è chiaro, e c'è bisogno di tutto, dalla sicurezza all'ordine pubblico, al funzionamento della città, ma sino alla stessa festa di Sant'Agata, ripeto, che è una cosa assolutamente essenziale. Ora, il commissario è stato Pietro Mattei, un ex prefetto. Esattamente. Sono contento che sia stata scelta una persona che comunque ha un profilo istituzionale di alto livello. Io ricordo che quando da Ministro dell'Interno smisi di fare il sindaco e dovetti nominare, perché allora lo nominava il Ministro dell'Interno, il commissario, nominai un prefetto di assoluto livello, il prefetto Piraneo, che era stato commissario straordinario per la Sicilia e che fece naturalmente tutto questo in un modo assolutamente positivo. Ritorniamo alla politica, perché qua è importante. Allora, il voto istituzionale è evidente, quindi per questo il fermento sulle elezioni amministrative c'è. Il Movimento 5 Stelle recentemente. Diciamo che sostanzialmente sono 5 anni che non abbiamo un sindaco a Catania. Però voglio dire, nessuno fino adesso ha messo davanti un progetto, un candidato, una figura che è spendibile, che già si faccia conoscere. Il Movimento 5 Stelle noi abbiamo lanciato 2 settimane fa ormai una chiamata pubblica a tutto il polo progressista, ma anche e soprattutto al lato della società civile, ai comitati. Ci vedremo e ci confronteremo
nei prossimi giorni e sono sicuro che entro il mese di febbraio troveremo una figura. Noi non abbiamo detto sì a dei nomi in particolare, non abbiamo detto dei no, non abbiamo posto veti, vogliamo realmente sederci con una coalizione e cercare di capire qual è la figura migliore senza proporre un nome su tutti. Io voglio rispondere chiaramente ai cittadini. In modo molto, si parla naturalmente della possibilità che io torni a fare il sindaco della città, me lo chiedono tantissime persone. Ma anche lei però non ha fatto niente per dire. No, sto dicendo... nel senso, quella foto là davanti alla barca che faccio salpo oppure no? C'era scritto imbarchiamoci. Diciamo, sostanzialmente la cosa importante è che c'è tantissima gente di ogni colore politico, e magari tanti non saranno ovviamente d'accordo, che mi chiede di tornare a fare il sindaco e che vive il periodo in cui ho fatto il sindaco di Catania come un periodo, diciamo, relativamente rispetto alla condizione attuale, oggettivamente molto diverso. Ma soprattutto c'è un sacco di gente che pensa che il prestigio, l'autorevolezza, le responsabilità che ha a livello nazionale, a livello europeo. Oggi io presiedo la commissione che riunisce in Europa tutti i comuni d'Europa e le rappresenta davanti alla Commissione europea. Quindi, ed è per la prima volta un italiano da quando c'era Francesco Rutelli, presidente della commissione, e quindi stiamo parlando degli anni 90. Siamo a una settimana esatta, domenica prossima sarà Sant'Agata, mi voglio godere la festa di Sant'Agata a pieno, mi voglio ricreare, nel senso che me la voglio proprio dalla processione laica del 3 ai fuochi d'artificio, alla messa dell'Aurora, alla pontificale, me la voglio godere. Subito dopo Sant'Agata io deciderò. Sto riflettendo seriamente, naturalmente immagino... Con chi sta riflettendo? Perché questo... Ma innanzitutto sto riflettendo con me stesso, perché la prima persona è la cosa fondamentale, che sono quelli che riflettono con gli altri, ma non riflettono. Voglio capire esattamente se penso di essere diciamo, la persona giusta per affrontare un momento così delicato. Penso naturalmente alle caratteristiche che la mia sindacatura potrebbe avere. Ovviamente se dovessi decidere di fare il sindaco darei un'impronta fortemente civica, e cioè cercherei l'alleanza non strettamente rigidamente politica, un'alleanza di sinistra contro una di destra, cercherei di aggregare risorse che oggi ci sono nella città, che si stanno in qualche modo sprecando. Ecco, però le faccio una domanda che le faranno certamente i suoi detrattori, ma lei è nelle condizioni, diciamo, dopo tutto quello che è successo con la Corte dei Conti, insomma, col buco di bilancio eccetera, di potersi ricandidare? Io sono nelle condizioni di potermi ricandidare, se non fossi nelle condizioni di potermi ricandidare non lo farei, non lo candiderei assolutamente. Io, guardate, per dirlo esplicitamente una volta in modo assolutamente chiaro, nessuno, in nessuna parte, né nei processi per Corte dei Conti o quello, mi ha accusato di avere provocato il dissesto del Comune di Catania. Voglio ricordare che il Comune era già in predissesto con l'amministrazione precedente, quella guidata da Stancarelli, fu proclamato da loro il predissesto. L'accusa che a me viene fatta è quella di essermi adoperato sostanzialmente con ogni modo per evitare il dissesto del Comune di Catania. Durante il sindaco. L'ogni modo? No, in ogni modo, certamente, però l'accusa è una cosa è questo, Ciliberti, una cosa è dire lei ha provocato il dissesto del Comune di Catania, si rende conto che sono due cose oggettivamente diverse. Allora io ho la coscienza a posto, lo dimostrerò. A febbraio c'è l'udienza che chiude la vicenda della Corte dei Conti, chiuderà anche gli altri, e quindi io naturalmente, come dire, posso mettere a disposizione di questa città alcune cose che oltre alla riflessione puramente certo, tutte le riflessioni interiore di Sant'Agata c'è anche questo aspetto che è importante. E poi ci sono le riflessioni anche delle forze politiche che ci vogliono stare. Se c'è un progetto alto, naturalmente, se siamo tutti insieme d'accordo nel valorizzare risorse significative della città, personaggi qualificati che vengono dal mondo delle professioni, dal mondo dell'impresa, dal mondo del lavoro, naturalmente questo per me è molto importante. Qua siete tutti più o meno di un'area di centro, centrosinistra, insomma guardo anche il Movimento 5 Stelle che seppur nella loro indipendenza... Io guardo a tutto campo senza pregiudizi, perché ci vuole anche, ripeto, un forte impegno civico e ci sono nell'area di centro responsabilità che possono essere valorizzate. Voi come vi state muovendo? So che anche per voi questa è una scadenza importante. Sicuramente è un test delle amministrative per azione. È assolutamente importante. Non dimentichiamo che in Sicilia, oltre a Catania, si vota a Siracusa, si vota a Ragusa, si vota a Trapani. In provincia di Catania si vota in centri importantissimi, si vota da Cirreale, si vota a Belpasso, si vota da Sant'Antonio. Quindi per noi è un test molto significativo. No, la cosa che ci preoccupa molto è quella che le forze politiche di maggioranza
maggioranza al governo, hanno un governo regionale, nazionale, non si pongano il problema del governo degli enti locali. Si arriva sempre con una soluzione approssimativa, penso a Roma, Milano, alla fine abbiamo avuto dei candidati sindaci che si improvvisano, quindi con delle coalizioni messe in campo senza un programma di governo, senza un'idea, senza una strategia, e quindi è chiaro che questa è una gravissima responsabilità. Poi avete già un nome, Così come, diciamo, tra i vostri. Come noi abbiamo sempre detto, oggi i due poli si sono scomposti, non esiste più il centrodestra e il centrosinistra, così come classicamente l'abbiamo conosciuto. Questo a maggior ragione alle elezioni amministrative, quindi Catania è emblematico. Io, con tutto il rispetto istituzionale verso chi ricopre delle cariche oggi di rilevanza istituzionale importanti, però sentir dire a noi tocca il sindaco di Catania, sulla base di che cosa? Sulla base di quale riflessione? Vogliamo prendere atto di questi 5 anni che sono trascorsi? Vogliamo prendere atto dello stato della città in cui versa la nostra città? Se noi partiamo dallo stato in cui versa la nostra città, non solo non ha un governo politico, non ha un governo amministrativo, non ci sono coalizioni, quindi dire a noi tocca, oppure ognuno si autocandida, qua ci vuole un momento di grande responsabilità, ci vuole una figura autorevole. Noi come Terzo Polo, come Azione, Calenda sulla vicenda Catania ha mostrato una grande attenzione. Abbiamo in questo momento il favore di una grande opinione pubblica che si è alle ultime elezioni politiche, lo vediamo nei sondaggi, stiamo crescendo, siamo diventati il polo di attrazione. Oggi riteniamo che alle prossime elezioni europee il Terzo Polo sarà il primo polo nel nostro paese, quindi questo grande polo di attrazione all'interno, però lei lo sa, insomma, che alla fine il Movimento 5 Stelle è l'emblema di questo, no? Cioè, grandi numeri nelle elezioni nazionali, europee, eccetera, poi si sgonfiano. Stavo dicendo che all'interno di questo progetto oggi ci sono delle professionalità, che vengono dal mondo dell'impresa, dal mondo delle professioni, dal mondo dell'università, che guardano con grande attenzione alla nostra attività, e quindi la nostra sarà un atteggiamento di grande responsabilità. Sicuramente noi faremo una proposta alla città che non parte dal nome, parte dal progetto, cioè vogliamo sapere cosa vogliamo fare in questa città, in un momento in cui siamo al punto di degrado massimo. Io ascolto con grande attenzione quello che dovete dirvi, però sono sempre convinto che per le elezioni comunali, insomma, anche la figura, anche l'uomo fa certamente. Quindi il grande progetto del Movimento 5 Stelle, il grande progetto di Azione, se non ci mettete una faccia davanti, sicuramente credo sia però se tu, un progetto. Voi avete risolto la questione della doppia lista, insomma, fare degli apparentamenti. Si parla di progetti, soprattutto in una situazione come Catania, che è molto delicata, che vive un momento difficilissimo. Io non ho mai visto la città così, è vero, sono giovane, ma comunque ne ho passate le ho viste un po' di sindacature. Allora, in un momento così complicato, rischiare di perdere pezzi che possono veramente concorrere a dare un governo della città che possa migliorare la condizione, mettendo un nome davanti, potrebbe essere rovinare un po' quello che è veramente l'ambizione. Dipende che nome mettete. Alessandro Porto, siamo in chiusura. Io devo dire la verità, mi colpisce e mi stupisce soprattutto l'idea di tanti candidati che ogni giorno annunciano di essere candidati sindaci senza nessun programma, senza nessuna idea, senza nessun percorso. Allora Catania è veramente in grande difficoltà. Oggi stiamo affrontando la festa di Sant'Agata, che, come avete detto, è tra la terza festa al mondo, dove ci sono anche delle grandi responsabilità, e io su questo ritengo che sia dovere ringraziare tutti gli uomini dei volontari, della protezione civile, delle forze dell'ordine, che si impegneranno, che faranno in modo che la festa andrà avanti anche senza la rappresentanza, perché oggi nominare un commissario a qualche giorno dalla festa è un fatto gravissimo, perché chiaramente oltre ad essere una festa ci sono anche grandi responsabilità e grande anche dal punto di vista del ritorno economico e della visibilità della città. Catania ha bisogno di una squadra, ha bisogno di un programma,
io chiedo fortemente, e penso che sia l'idea di tutti i catanesi, che si presenti, che chi voglia veramente dare la propria disponibilità per la candidatura a sindaco lo deve fare attraverso una squadra, soprattutto attraverso un programma. Catania, i catanesi hanno con bisogno una faccia, di capire questo è, insomma, non ha tutti i torti, no? Cioè, cosa si è insomma, disposti con a rispetto fare. di tutti, insomma. Cioè, è io ne chiaro ho che sentite ogni veramente. candidato ha la sua storia. No, Luca, Va guarda. bene. No, Alessandro, dobbiamo chiudere perché siamo veramente in ritardo. Abbiamo sentite troppe, veramente assurde, anche dal punto di vista della presentazione. Adesso insomma è il momento in cui emergono i candidati fai da te, no? Vediamo poi quelli seri, insomma. Però credo che sia sì, ma non già qualcuno, tardi. no, scusami Luca, non vorrei che qualcuno pensa, annuncia la candidatura al sindaco perché poi magari lo chiamano per fare l'assessore e si ritiri. Dico, questo non esiste, lo dico anche perché è chiaro che qualcuno si metta alla pace. Come andiamo con le amministrative? Bene, con le amministrative, tu sai, io ho un candidato di riferimento che è l'onorevole Lamazza della Pippa, il quale mi ha promesso la ricostruzione di due ponti. Di due ponti, quello di Ognina e quello per risolvere il problema della circonvallazione, quello del Tondo Gioieni. Ah, qua c'è Bianco. Per tornare al passato, questa è una cosa carina. E poi come momento più alto una serie di abusi edilizi che può tranquillamente sanare dalla piccola veranda. E allora diciamo questo è il programma del candidato. È un programma molto semplice, molto rapido, però attecchisce, attenzione, attecchisce. E questa amaramente, insomma. Speriamo di no. Amaramente. Ci sono state telefonate? Sì, Gino? ci sono state le telefonate. Devo tornare al discorso di prima. Abbiamo parlato del caro benzina e allora sono cambiati anche alcuni modi, alcuni comportamenti. Un ragazzo ci ha scritto: mi sono inginocchiato davanti alla mia ragazza, gli ho fatto il pieno di benzina e gli ho chiesto di sposarmi. Mi è costato tanto davanti quanto a un pieno un anello di brillante. Davanti al pieno ha detto sì. Sì, e ha detto sì. Un altro signore ha detto: bene, ho una possibilità per far risparmiare i nostri automobilisti. Io non pago più il furto dell'assicurazione perché la sera mi porto via il serbatoio della benzina, mucchiano a casa e la macchina mancata lì. Senza serbatoio. Grazie Gino. Di niente, figurati, in bocca al lupo. Grazie Gino Storina. Allora ringrazio tutti i miei ospiti, siamo veramente in chiusura. Grazie Enzo Bianco, grazie Luciano Cantone, grazie Giuseppe Castiglione, grazie Alessandro Porto, grazie Gino Storina. Appuntamento tra 2 settimane, lo ricordo, domenica prossima il punto non andrà in onda perché ci sarà la festa di Sant'Agata. Dopo Sant'Agata vediamo se usciremo qualche nome, magari qui al punto del candidato prossimo sindaco di Catania. Grazie per averci seguito, buonanotte a tutti.